Buonasera e ben ritrovati a Veneto la famiglia è di casa, l'avete visto anche nella sigla, il nido in famiglia, ma vi vogliamo parlare non solo di questo questa sera, ma anche di marchio famiglia per le istituzioni, gli enti, le associazioni che sono virtuose e disponibili per la famiglia. Lo facciamo con l'assessore Stefano Valdegamberi, assessore alle politiche sociali della Regione Veneto, e a Francesco Gallo, dirigente del servizio famiglie della Regione Veneto. Intanto grazie di essere con noi. Ricordo ai nostri telespettatori anche l'indirizzo mail, il numero di telefono e il blog relativo alla trasmissione che potete naturalmente consultare. Allora iniziamo subito spiegando che cos'è il marchio famiglia e di che cosa si tratta. Chi me lo vuole spiegare di voi due? Assessore. Faccio io. Il marchio famiglia è un'iniziativa che ha un po' simpatica, diciamo, anche oltretutto, ma è molto interessante. Parlare di marchio significa parlare di un riconoscimento, un qualcosa che rappresenta la qualità nei confronti di un'attenzione da parte di un soggetto, sia esso pubblico o privato, soggetto economico o non economico, nei confronti della famiglia, cioè che considera la famiglia come soggetto e non come sommatoria di singoli utenti, cittadini, di singole persone. E la famiglia nel suo complesso, quindi la famiglia con i genitori, con i figli, ma anche con i nonni, e quindi riconoscere a questa realtà che si assumono degli impegni particolari e specifici nella loro azione imprenditoriale, nella loro azione amministrativa, se si tratta di un soggetto pubblico, nei confronti della famiglia, che fanno un qualcosa di particolare dove questo soggetto viene riconosciuto. Per esempio, possono essere politiche particolari sui prezzi, politiche tariffarie, possono essere dei servizi particolari che vengono offerti alla famiglia, ecco che nel momento in cui accede a certi servizi, può essere un qualsiasi azione che vada oltre la normalità, ecco, che diventi un qualcosa di particolare, di speciale, che riconosca il valore della famiglia in quanto unità, in quanto soggetto, quindi andando oltre quello che è al solito la politica specifica del singolo. Faccio un esempio, una pizzeria potrebbe chiedere il marchio famiglia presentando una proposta di creare un pacchetto famiglia, cioè un pacchetto dove tante famiglie hanno difficoltà magari ad andare a mangiare anche la pizza perché magari hanno più figli, perché più problemi di bilancio familiare, economico, avere dei pacchetti dove il numero dei figli non influisce sul costo della serata in pizzeria potrebbe essere un'idea da proporre, molto semplice, però favorisce, diciamo, la famiglia. Oggigiorno invece il prezzo delle pizze, ognuno paga la propria pizza per il prezzo della singolo, ecco, magari un pacchetto famiglia che favorisca le famiglie con più figli potrebbe essere un'idea semplice ma da sottoporre all'attenzione della Commissione regionale che la può prendere in considerazione, ma ci sono tante altre belle idee che abbiamo anche raccolto e anche riconosciuto nell'ambito del credito, nell'ambito dei servizi alla persona, nell'ambito dei servizi aziendali, insomma è un modo per dire guardate che chi si impegna a fare questo, l'istituzione pubblica, la regione, dà questo riconoscimento di cui uno può fregiarsi anche nella comunicazione aziendale. Un bollino è un bollino di qualità diciamo. Che viene, ecco, e noi su queste aziende, questi enti, questi soggetti vogliamo fare loro anche della pubblicità. C'è un sito dove raccogliamo i nominativi, sappiamo dove il consumatore, il cittadino, la famiglia possono sapere chi sono, cosa fanno e che riconoscimento hanno avuto, e quindi sono loro stessi poi i verificatori, i controllori della bontà del servizio, del riconoscimento che abbiamo dato, in quanto se uno non rispetta l'impegno assunto con la regione il marchio può essere anche revocato, ma diventa un po' uno stimolo per creare una società a più dimensione di famiglia, dove tutti a 360 gradi gli attori, sia quelli istituzionali sia quelli anche economici, tutti devono concorrere a riconoscere il valore della famiglia, il valore sociale della famiglia. Ecco, questo è un po' l'idea che ha generato poi la creazione di questo marchio. Ecco, tra l'altro l'assessore parlava di un sito, è venetoperlafamiglia.it, volevo chiedere al dottor Gallo se ci dà qualche numero di quanti soggetti hanno ottenuto finora il marchio famiglia. Allora, sono parecchi i soggetti che hanno ottenuto il marchio famiglia.
Per dire, sabato scorso abbiamo premiato 43 comuni, non solamente questi, ci sono anche delle province che sono state premiate col marchio famiglia, ci sono anche 2 banche che sono state premiate col marchio famiglia, cioè banche che hanno prodotto così dei prodotti adatti alla famiglia e nello stesso tempo, oltre ai prodotti della banca, hanno messo a disposizione della comunità, sto pensando ad una soprattutto, hanno messo degli sportelli proprio di informazione rispetto a tutti i servizi che il territorio offre alla famiglia, quindi anche un beneficio grosso rispetto alle famiglie. Ci sono delle associazioni, un'associazione di dentisti per dire fatta da più di 100 studi dentistici che offre la possibilità di una cura a misura di famiglia, mi viene da dire. Grosso modo sono una sessantina di aziende praticamente, però sono in continua evoluzione. Abbiamo poi anche tutta una serie di altri servizi che sono ben catalogati e sono più di 300 che riguardano praticamente il discorso del beneficio alle famiglie in quanto producono così educazione per i bambini praticamente, quindi vanno sotto questo filone. Noi vorremmo fare in modo che il marchio famiglia fosse un po' a 360 gradi e quindi non si limitasse ad alcuni settori, ma proprio cercasse di dare risposta alla famiglia in maniera proprio completa, riconoscendola proprio come soggetto sociale, cioè come capitale sociale, perché la fiducia che si genera tra le famiglie è una fiducia che poi produce reti di sussidiarietà, di solidarietà a livello proprio di comunità. Lei ha anticipato appunto un premio che è stato dato appunto dalla Regione ad alcuni comuni che hanno ottenuto il marchio famiglia. Valentina Voi ha intervistato proprio il sindaco di Castelnuovo del Garda che ha ottenuto il marchio famiglia. Ascoltiamo. Sono 43 i comuni veneti che hanno ottenuto il marchio famiglia, un risultato che premia le amministrazioni che hanno saputo promuovere politiche familiari di successo per e con le famiglie. Un percorso che passa anche da incontri di formazione sul tema. A Montebelluna, comune virtuoso nel campo delle politiche familiari, un convegno ha indagato i temi della famiglia declinata in agevolazioni economiche, rapporto con gli adolescenti, passando per associazionismo e scuola. Il convegno ha visto la partecipazione di amministratori ed esperti del settore. Ospiti d'eccezione i rappresentanti del comune di Castelnuovo del Garda, premiato dalla Presidenza del Consiglio con il riconoscimento Comune Amico della Famiglia. Noi a Castelnuovo del Garda, fin dall'inizio del nostro mandato, abbiamo messo al centro la persona e quindi la famiglia, cercando di pensare a tutte le politiche proprio dal punto di vista della famiglia, in particolare quella con figli oppure con persone a carico che abbiano più o meno delle necessità. Abbiamo vinto per il nostro piano integrato delle politiche familiari, un piano che raggruppa più di 100 progetti che riguardano le politiche familiari e l'attenzione che il Comune di Castelnuovo ha verso le famiglie. Un impegno che ha portato risultati concreti nel piccolo comune veronese, tanto che le nascite sono passate dagli 83 neonati del 2003 ai 169 nuovi nati dell'anno scorso. Numeri resi possibili dall'attenzione alla comunità e alle reti sociali. Una comunità non è data da servizi asettici, la comunità vera si basa su relazioni sane, su relazioni vere tra le famiglie, tra le associazioni, con le istituzioni, insieme per lavorare per il bene di tutti. E a proposito di famiglie con neonati o con bambini comunque piccoli, voltiamo a pagina e parliamo dei nidi in famiglia. Anche questa è un'idea davvero originale, Assessore. Questa è un'idea che va ad arricchire un po' la costellazione che c'è di servizi nell'ambito della prima infanzia, quindi della famiglia della nostra regione, valorizzando anche il ruolo della mamma. Ecco, noi rischiamo di cadere in una società dei paradossi, dove le mamme tutte lavorano,
per poi pagare il servizio ad altre mamme nei confronti dei loro figli. E questo ovviamente occorre un giusto equilibrio. Certo che occorrono i servizi dall'infanzia, sono utilissimi, ma occorre anche valorizzare la dimensione della famiglia e della mamma, e in particolare, quindi una mamma che magari aiuta facendo crescere il proprio figlio, aiuta anche a far crescere il figlio di altre mamme, di altre famiglie, creando anche un legame tra famiglie, perché questo diventa un motore anche di legami che vanno oltre il semplice servizio educativo del figlio. Ed è un'esperienza questa che comunque abbiamo voluto fare in via sperimentale, che non va sicuramente ad sovrapporsi e sostituirsi all'importante servizio delle scuole di infanzia, dei servizi alla prima infanzia, dove abbiamo nidi integrati, nidi aziendali, abbiamo tutta una rete sviluppata di questi servizi, tant'è che nel Veneto è una delle prime regioni in Italia in termini di copertura anche del servizio nella popolazione 0-3 anni, ma va ad integrarsi. Io penso a alcune realtà anche, per esempio nella montagna, marginali, dove non è economicamente sostenibile l'istituzione di un nido, perché non ci sono numeri per poter garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'offerta del nido, dove magari anche lì dove ci sono piccoli numeri, dove sono le famiglie che vengono formate, una mamma viene formata perché c'è un momento formativo, perché è un ruolo molto delicato, molto importante, quello della mamma educatrice, e quindi dove accoglie nel proprio interno fino al massimo, credo, di 6 bambini, può essere il numero massimo di bambini che vengono da altre famiglie. Ecco, un'esperienza innovativa che sta dando buoni risultati, devo dire con grande soddisfazione, le mamme sono entusiaste, è un modo anche per loro così per fare la mamma integrando anche il loro reddito, diventa una forma di integrazione del reddito e quindi possibilità di fare bene le mamme e magari guadagnando qualcosina e permettendo anche loro di stare a casa, e quindi è un'esperienza che stiamo, dicevo, valutandola per poter poi trasformarla da una fase sperimentale in una fase un po' più strutturata. A questo proposito, prima di passare la parola al dottor Gallo un po' per le specifiche del servizio, vediamo proprio come funziona un nido in famiglia. Qui vedevo che tra le città che hanno più nidi in famiglia c'è Venezia. Noi siamo stati proprio nel veneziano, in un nido famiglia, per noi c'era Cristina Pagnin. La qualità dell'offerta di un asilo nido unita alla dimensione familiare di un ambiente domestico. È la soluzione ideale quella proposta dai nidi in famiglia. Per ora ne esistono 150 in tutto il Veneto e accolgono fino a un massimo di 6 bambini dagli 0 ai 3 anni. I bambini vengono accolti perciò in un contesto familiare, in un contesto domestico che ripropone quelle che sono anche le caratteristiche relazionali alle quali sono abituati, quindi i piccoli numeri, la quotidianità delle esperienze e il rapporto individuale personalizzato che viene instaurato con la persona che si occupa di loro, che è la collaboratrice educativa. Ecco, la collaboratrice educativa chi è di solito? La collaboratrice educativa è una persona che è stata opportunamente formata dalla Regione Veneto e che pertanto è qualificata allo svolgimento del suo ruolo, iscritta nei registri regionali, che ha svolto uno specifico percorso di formazione iniziale che poi in itinere viene supportata dal suo organizzatore, che è il suo tutor, quindi referente per il mantenimento della buona qualità del servizio, per quanto riguarda anche il rispetto delle normative sulla sicurezza, sulla igiene degli ambienti, per quanto riguarda poi anche i progetti educativi che vengono adattati singolarmente ai bambini. Inoltre la Regione Veneto dà anche un continuo aggiornamento in itinere proprio per mantenere alti gli standard qualitativi del servizio. Di solito sono mamme, ma non necessariamente, c'è anche qualche papà. Lorena ha aperto il suo nido Trilli lo scorso 1° luglio e oggi è entusiasta. I miei cominciano ad arrivare alle 7:30, arriva il primo e gli altri arrivano alle 8 meno 10 e stanno qui tutto il giorno fino alle 17:15, ne ho una sola che va via alle 12:30 e gli altri rimangono qui, per cui stanno qui, mangiano qui, fanno la nanna e noi facciamo tutte le varie attività la mattina, per esempio quando arrivano un po' giochiamo, poi si fa la merenda alle 9
si mangia insieme, poi c'è il cambio dei pannolini, si va a cambiarci, poi si ritorna e si fanno dei lavoretti o si legge una storia oppure si fanno dei giochi con le costruzioni, lavoretti con la colla, magari io metto la colla, loro mi attaccano sul cartellone, facciamo sempre qualcosina in modo molto, molto leggero, cose che siano adatte a loro per la loro età. Ma sono buoni? Sono buonissimi, i miei sono buonissimi, non so se sono loro o se sono io, ma non piangono quasi mai, neanche all'inizio quando sono arrivati che abbiamo fatto l'inserimento, hanno pianto proprio pochissimo, sono molto bravi. E infatti anche durante le riprese non hanno mai pianto, si vede che sono sereni. Come può fare allora un genitore interessato al servizio dei nidi in famiglia? In questa fase iniziale funziona molto il passaparola, perché con il passaparola si va un pochino a superare quelle che possono essere le resistenze, le diffidenze nei confronti di questa novità, di questo tipo di servizio che è nuovo per il nostro territorio. Però è anche vero che la Regione Veneto ha istituito un registro all'interno del sito accessibile, al quale i genitori e tutti gli utenti possono accedere e che diventa anche una garanzia della qualità del servizio stesso. Ma per una persona sola è difficile accudire 6 bimbi? Prima lavoravo fuori e mi stancavo molto di più e adesso che sono qui in casa mia, riesco benissimo a guardare sia loro e anche la mia famiglia e anche mio figlio. Quando per esempio mio figlio arriva a casa, adesso mi trovo a casa, prima invece ero al lavoro e stando qui con loro sono organizzata al dettaglio proprio, però riesco a fare tutto e anche stare dietro alla casa. Anche le mamme sono soddisfatte e grazie a questo servizio separarsi dal proprio bambino la mattina per andare al lavoro diventa un po' meno difficile. L'ho ritenuto più adatto a livello educativo rispetto ad un nido, poi Federico rimane tantissime ore senza di me e quindi è senz'altro migliore che lui stia in un ambiente così piuttosto che in un nido. Quindi tu lavori, quando sei lontana da Federico ti senti comunque tranquilla? Sì, senz'altro. Lavoro 8 ore, quindi lui passa 10 ore qui dentro, se non fosse così sarebbe veramente un problema. Davvero una bella soluzione, immagino che ci siano degli aiuti anche per queste mamme che fanno le educatrici, anche dal punto di vista economico, oltre che formativo abbiamo sentito. Sì, non tanto dal punto di vista economico per queste mamme. L'aspetto economico è dato soprattutto ai genitori che inseriscono il bambino in famiglia praticamente. Io credo che questa è una delle esperienze più belle dove si può concepire la sussidiarietà in termini orizzontali praticamente, cioè una famiglia dà una mano ad un'altra famiglia anche nell'accudimento dei figli. Il bello che stiamo un po' vedendo è il fatto che queste famiglie che si mettono a disposizione, le mamme che si mettono a disposizione, hanno dei tempi che sono molto più adattabili alle altre mamme, per cui rispondono di più alle esigenze dei genitori. Non c'è più l'orario fisso, ma c'è abbastanza possibilità di destreggiarci a livello proprio di orario. Nello stesso tempo si creano delle reti di famiglie che poi, voglia o non voglia, creano comunità. E questo secondo me è un altro elemento importante, perché io credo che a far crescere un bambino non è tanto la scuola, o non è tanto, ma è un po' la comunità che si prende carico dell'educazione, la famiglia all'interno di una comunità, è la comunità che educa attraverso la famiglia, che aiuta a, come posso dire, la comunità aiuta proprio la famiglia a poter andare avanti e poter fare quello che è preposta per fare in pratica. Ecco, per avere maggiori informazioni anche dove trovare un nido famiglia vicino a casa propria, sempre si può consultare il sito? Sì, c'è tutto? C'è tutto nel sito. Quello che stiamo un po' cercando di mettere in moto è proprio arrivare ad un sistema, in maniera che questi nidi in famiglia siano proprio paragonabili
alle altre offerte per i bambini di piccola età in pratica. Spero che come posso dire, ormai ci sono 534 bambini inseriti. Io spero che la cosa aumenti in maniera abbastanza grossa, soprattutto laddove, come diceva prima l'assessore, nelle province così di montagna, sto pensando a Belluno in particolare, dove anche l'offerta per i bambini è più bassa, è limitata rispetto ad altre parti. Però ho visto che anche nelle grosse città, pur avendo offerte di nidi normali, il nido in famiglia è apprezzato e viene utilizzato. Insomma. Questo è importante. Allora, in bocca al lupo, perché mi sembra che di lavoro ce ne sia da fare anche per l'assessore, proprio per le famiglie stanno aspettando assolutamente. Certamente, insomma il lavoro non manca, ma dobbiamo fare sempre meglio, sempre di più, perché credo che queste sono esperienze innovative che vanno comunque affinate, migliorate e comunque occorre, come giustamente ha detto prima il dottor Gallo, interpretare appieno come istituzioni il principio di sussidiarietà. Io credo che la nostra società, che sia sempre più frazionata, sempre più parcellizzata, deve ricominciare a riaccorparsi, riaggrupparsi, ricreare comunità. Ecco che queste esperienze aiutano veramente, oltre che essere utili per il bimbo, oltre che essere un buon servizio per il bimbo, per la famiglia, è un buon servizio per i genitori, perché i genitori cominciano un po' a relazionarsi con altri genitori, creare quindi gruppo, creare comunità, e questo credo che sia una sfida su cui costruire il welfare del prossimo futuro. Perfetto, benissimo, con questa bella speranza chiudiamo questa puntata. Tra l'altro approfittiamo per fare anche gli auguri di Natale ai nostri telespettatori. Veneto per la famiglia di casa, scusate, ormai tra sito e il nome della trasmissione ho fatto confusione, ritorna a gennaio, dopo l'Epifania, ci fermiamo quindi per le feste, ritorniamo per continuare a parlare di famiglia e di come la Regione aiuta le famiglie, anche abbiamo sentito con questo esempio del marchio famiglia e del nido famiglia. Grazie Assessore, grazie al Dottor Gallo, tanti auguri anche a voi e ci rivediamo quindi nel 2010. Arrivederci, buona serata.